of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to run away. The story's the end, all a piece of true fiction. Meaningless in the face of creation. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Who'd you say you lived a jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Fighting the nightmares, conjures which a gift or a curse. A reality made of dreams. He could write a new story like Tom's in before him, and maybe they'd be happy once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage away from the city, a romantic getaway.
not surrender to. Echo seems to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Oh, eccoci qua. Buonasera a tutti, buonasera Gerus. L'ho sognato, desiderato, mi è mancato per tutta l'estate e stanotte a luna ero qui a provarlo. Diciamo, e si è avviato giusto giusto nel momento in cui stavo lavorando. Quindi ho fatto un piacevole stacco e sono stato tutta la giornata fino a questo momento desiderando di giocarci. Anche perché devo dire la verità, rispetto alla beta provata e le nuove mappe, i nuovi personaggi e quello che è stato aggiunto, sto sperando davvero di cuore che si tenga su questa cosa. Anche perché devo dire la verità, la cosa di mettere il Battle Pass che non scade e quindi ci puoi giocare e recuperarteli piano piano col tempo è un'ottima cosa. Ottima, ottima proprio. Anche se io, una cosa devo fare nei prossimi giorni. Una cosa e una soltanto. Aspettate che non si aggiorna Suka, fregato. Io devo prendere questa skin qua. Io devo prendere questa. Devo prendere questa qua. Non ho mai comprato skin o altro in giochi. Questa la devo prendere e mi ha convinto questa animazione qui. Questa qua. Bellissima. Questa è bella proprio. Keros, naturalmente se tu ci stai giocando, se ti vuoi unire, se vuoi fare squadra, basta che me lo dici, così anche gli altri. Se qualcuno ci sta giocando e vuole entrare in squadra, ci diamo i codici, vediamo un pochino di giocare. Allora, facciamoci prima una bella occhiata per bene. Io oggi 2 partite sono riuscito a fare e il mio caro Iron Man funziona ancora perfettamente. Poi, aspettate, non so se molti l'hanno scaricata, ma è stata rilasciata. È stato rilasciato, scusatemi, un codice per quanto riguarda una nuova skin gratuita per Iron Man. Io adesso ve la metto ehm, in chat. Quindi, se volete, basta andare semplicemente nel gioco e nel menu per riscattare il tutto. Mettete questo codice e avete questa nuova skin per Iron Man. Ecco qua. Fatto. Allora, vediamo un po'. Io volevo studiarmi un pochino, per quanto possibile, i personaggi nuovi che sono stati inseriti, perché rispetto alla beta, ne sono stati messi un bel po'. Allora, un attimo che mi metto la chat anche di TikTok qui, almeno così riesco a leggervi tutti. Un attimo soltanto. Before Sì, è collegato TikTok. Madonna mia. Va bene, lo tengo da qui. A posto. Facciamo questa impostazione qua.
mettiamo così, ci mettiamo così. Questo lo chiudiamo qua. Così cerco di leggervi tutti. Allora, vediamo un po'. Di nuovi che non ho mai visto e che non ho mai provato, e spero che il gioco regga con OBS e con la live, altrimenti switcho alla Play dove l'ho già scaricato. Sono stati aggiunti un bel po' di personaggi. Quindi avremo un bel po' da giocare. Allora, io direi, giusto per saggiare un attimino le performance, abbiamo una partita veloce e vediamo come va. Ho già messo tutto al minimo perché non è che la grafica mi interessa più di tanto. Allora. Massimo posso provare a vedere di mettere il DLSS a prestazioni ultra se c'è. Allora. Sì, è che già sta rallentando così. No, Iron Man già è stato preso e andiamo di Star-Lord. Allora, vediamo un po' già se possiamo fare qualcosa. Fermo. Prestazioni ultra. Ok, fatemi controllare OBS, anche perché non ho avuto proprio modo di settarlo per bene. Ok. Dai. Pensavo peggio. Naturalmente qui giochiamo per divertirci e non a diventare i campioni internazionali di sta ceppa di minchia, quindi se siete qui per divertirvi, tanto piacere, sedetevi e rilassate. Se volete fare i professori di sto cazzo, sedetevi sempre, ma è facile che venite mandati a fare in culo, quindi regolatevi. Allora, Venom pure lo voglio provare. Penso che il gioco si veda. No, il codec è in sovraccarico. Ok, devo vedere di ottimizzare un pochino il tutto per il meglio. No, vai via. No, mi sa mi conviene portarlo. Secondo me andiamo meglio. Ok, no, fatto fuori. Allora, vabbè, le prime partite le usiamo il meglio. Allora, limitiamo gli FPS a 60, almeno così lo alleggeriamo un pochino. Andiamo qua, vediamo così per ancora in sovraccarico. Allora, mettiamo tutto, lascio un pochino più libero OBS. Ok.